Al Golf Club Kalamata di Castelfranco Veneto, lunedì 1 aprile, va in scena il trofeo di Pasquetta Louisiana Scramble by Dermal Medical e iDental, un appuntamento irrinunciabile per i tanti appassionati di questa disciplina che si sono ritrovati qui oggi per confrontarsi con questa particolare gara a squadre. Situato nel cuore del Veneto, vicino alle più importanti mete di interesse artistico e logistico, il Golf Club Kalamata è stato completamente rinnovato nel 2010, quando il passaggio da 9 a 18 buche gli ha permesso di acquisire ancora maggior prestigio. Il campo è stato realizzato all'interno del parco della Villa Kalamata, uno degli esempi architettonici più prestigiosi della Venezia del Settecento, sotto l'alto controllo della Sovrintendenza ai beni architettonici. Undici delle 18 buche sono interessate da un sistema di laghetti e canali, dove sono stati usati quegli elementi architettonici propri dei più bei parchi romantici, in grado di donare a tutto il percorso un aspetto decisamente caratteristico. Il tracciato si sviluppa su una superficie molto ampia, ben 75 ettari di terreno. Un campo così spazioso offre la possibilità di usare spesso colpi spettacolari su lunghe distanze, mentre gli ampi fairway e i vari green, dalle molteplici dimensioni e dai notevoli dislivelli, rendono il percorso un severo test anche per i golfisti più esperti. Nonostante qualche timore della vigilia, le condizioni meteo si rivelano favorevoli sin dal mattino. Alla fine saranno numeri importanti quelli relativi alle iscrizioni. Sono ben 130 infatti i golfisti al via della competizione.
La formula di gioco scelta per questo trofeo di Pasquetta è quella denominata Louisiana Scramble e prevede la partecipazione di varie squadre, in questo caso 26, formate ognuna da 5 giocatori. Nata intorno alla metà degli anni 50 in un circolo di New Orleans, nello stato americano della Louisiana, la formula Louisiana Scramble garantisce spettacolo e divertimento. Si basa su un semplice principio: tutti i membri di ciascuna squadra effettuano un colpo e poi di volta in volta si procede dal punto corrispondente alla pallina in posizione migliore, allo stesso modo fino all'ultimo putt. A effettuare il tiro successivo però non può essere il giocatore che ha fatto il colpo migliore in quello precedente. Tra i partner principali dell'evento, come detto, c'era anche Dermal Medical, al suo primo impegno come sponsor nel mondo dello sport. Allora, Dermal Medical è un'azienda bolognese che si occupa di medicina estetica non invasiva. Fa parte di un gruppo importante che si occupa di progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi elettromedicali di ultima generazione, molto attenti a quella che è la cura della persona. Abbiamo deciso di sponsorizzare questa gara oggi perché rientra in quelli che sono gli obiettivi della filosofia aziendale, cioè quella legata alla bellezza e al benessere psicofisico della persona. E quale migliore occasione di una gara sportiva per riportare questi elementi fondamentali. Noi siamo un gruppo molto giovane, uno dei valori delle persone che appartengono al gruppo è appunto quello di metterci energia, entusiasmo e anche movimento, e diciamo che lo sport sposa perfettamente questi elementi.
Nonostante il vento, che a volte mette in difficoltà anche i giocatori più abili nelle buche particolarmente lunghe, il livello di gioco è molto buono e si vedono ottimi colpi. Ogni tanto, tuttavia, l'emozione prende un po' il sopravvento. Visto il percorso così lungo, per i partecipanti è stato pensato un punto di ristoro. Adiacente alla buca 13, i giocatori potevano approfittare di un aperitivo offerto da Marco Pirovano e l'antico frantoio Alessandrini, che da anni si occupa della produzione di pregiato olio secondo i metodi tradizionali. È ormai il tardo pomeriggio quando tutte le squadre completano il percorso e chiudono il proprio score. Ma per terminare la giornata manca ancora una fase importante, quella delle premiazioni. In attesa dell'ufficializzazione dei risultati c'è la meritata cena alla Clubhouse del Golf Club Kahamata, un'occasione per rifocillarsi e confrontarsi anche sulle rispettive prestazioni della giornata. Allora, diamo ufficialmente inizio alle premiazioni di questa Gran Louisiana di Pasquetta 2013. Un cordiale benvenuto a tutti voi e quindi un grande applauso che in 130 avete partecipato. E dopo tanta acqua, diciamo che oggi il tempo ci ha anche lasciato giocare un po' in pace. Era freddo e speriamo vi siate tutti
tutti divertiti e come da tradizione questa Pasquetta riunisce il K-Amate in questa grande festa. Do un cordiale benvenuto a tanti ospiti intervenuti grazie agli inviti degli sponsor, e quindi c'è Universo, c'è Basso Arredamenti, ai quali diamo il nostro caloroso benvenuto. Grazie soci. Una gran classifica con 26 squadre. Partiamo a chiamare la prima squadra classificata sul lordo. Il premio è offerto da Basso Arredamenti, che avete visto ha fatto un'esposizione anche fuori, è di Belvedere di Tezza sul Brenta, e ha offerto queste splendide lampade della Cartel. Quindi premiamo sul lordo. È un piacere premiare il presidente Diego Carron, Roberto Bortignon, Monica Masin, Carron Paola e Baù Maurizio. 43 punti lordi. Un applauso a questa squadra guidata dal presidente Diego Carron assieme a Roberto Bortignon, Monica Masin, Carron Paola e Baù Maurizio. E naturalmente ci vuole il discorso che va sicuramente a un uomo che ha fatto la differenza di questa squadra. Maurizio, un applauso! Di solito dicono i migliori. Dove va Iccio si vince. Buona Pasqua e buona Pasquetta a tutti. Scaliamo la classifica sul netto. In terza posizione con 52 punti netti è la squadra capitanata da Simioni Alessandro con De Poli Marco, Basso Adriano, Gazzola Roberto e De Longhi Cristian. Allora, terzi classificati e vincono bottiglie di spumante Canevella. Allora, grande richiesta, vorremmo risentire la tesi di De Poli, perché insomma avete visto, e allora un grande applauso intanto a De Poli Marco che si è laureato, e naturalmente l'applauso lo estendo anche a Pietro Pellizzari, e quindi veramente bravi i nostri ragazzi, e anche Matteo Gerolimetto, infatti l'ho visto prima in doppio petto, anche lui, bravissimi, complimenti a tutti. Roberto, ti offri volontario per questa squadra a dire due parole? O Alessandro, mettetevi d'accordo. Alessandro è più chiacchiere. Beh, niente, è stato bellissimo, ci siamo divertiti, il campo era in ottime condizioni nonostante tutta la pioggia dei giorni scorsi, è stato bello, anche da parte nostra buona Pasqua, tanti auguri a tutti. Grazie, un grande applauso a questa squadra, 52 punti netti. Ed ora i secondi classificati. Il premio è offerto da Triloxy, che tratta capi di abbigliamento intimo tecnico, quindi che va benissimo per il golf. La seconda squadra classificata a capitano Viello Gianfranco con Yes John, Libralatto Michele, Tosovito e Gualo Siro, 53 punti. Grazie a questa squadra, aspettate anche per voi, abbiamo il grande ritorno di Yes John, un applauso! Zago ho vinto, basta. Ecco le sue battute classiche ci mancavano, bravo, bravi tutti. E allora siamo sul podio. Allora sono tutti nuovi un po'. Allora abbiamo un socio veramente nuovo che si è iscritto tesserato qui, gli altri sono dei soci invernali che si sono iscritti, hanno partecipato alle gare, abbiamo conosciuto tanti bravi giocatori e oggi premiamo proprio loro. Allora è una squadra capitanata da un giocatore che è -2 più 2, come si dice, insomma è sotto lo zero, e anche gli altri sono stati bravi assieme a lui. Vincono Vit Daniele con Fummi Massimiliano, San Andrea Settin Gabriele che è del Camata e Pieruz Susanna, bravi, 54. Allora il premio molto importante per questa prima squadra è offerto da Berman Medical assieme a Idental. Abbiamo qui con noi il dottor
dottor Pierpaolo Totano, che è il direttore vendite del Nord-Est della Dermal Medical. Offrono una selezione di prodotti per il benessere e la cura del corpo. Daniele tra l'altro ha fatto anche il record del campo con 65 durante una gara fatta di giovedì 21 marzo, vero? E quindi doppio applauso anche per lui per questo gran risultato. Chi di voi vuole parlare? Gabriele, il nostro nuovo socio del Kamata. Buonasera a tutti, ma chi la tirava più lunga qua è Daniele, mi spiace. Bravi, bravissimi, dai Alessandro. Ringrazio tutta l'organizzazione di questo splendido evento, ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo fatto anche un buon risultato. Ringraziamo tutti i partecipanti e buona Pasqua a tutti. Bravi e complimenti a questa squadra. Complimenti, complimenti. Quindi il grazie va assolutamente a tutti gli sponsor di questa splendida giornata. Li ricordo che è Basso Arredamenti, Spumanti Canevel, Triloxy, Dermal Medical e U-Dental e Marco Pirovano con l'antico frantoio. A tutti auguri di buona Pasqua e grazie di essere stati con noi. Alla prossima!